licenziare, scusate, in Europa meno vincoli a licenziare, ma funzionano sussidi e reinserimento. Le famose riforme che tanto si ostentano, si osteggiano in Italia, dobbiamo fare le riforme, non si sono mai fatte per ragioni molto semplici, perché fare le riforme in Italia significa levare privilegi a milioni di italiani, non alla classe politica, a tutti quanti, a cominciare dal sistema previdenziale per finire a quello assistenziale medico e per ultimo alle metodologie e il garantismo e il protezionismo sociale che tutela il lavoro a tempo indeterminato, il lavoro a tempo lavoro dipendente. Nessuno le ha proposte perché sarebbe stato dal punto di vista elettorale molto impopolare. Per farlo, allora, bisogna sostituire chi della politica se ne frega, chi non è stato eletto dalla popolazione e deve dare adito, deve supportare altre forze e altre esigenze che di certo non si trovano all'interno dei nostri confini. Rubini, che come abbiamo appena menzionato prima, richiama il fondo per la stabilità finanziaria dicendo: guardate che questo organismo che esiste sulla carta, i cui impegni sono meramente garanzie, quindi non è che se ci apre un cassetto a Bruxelles c'è il denaro, no, lo devo andare a raccogliere, a drenare, sono solo impegni che sarà in grado di intervenire, di far fronte alle problematiche che stanno emergendo. E lo dice lui stesso, non è che si può gonfiare a vita, c'è già 3.000, scusate, in congiunzione con col Fondo Monetario, il G20, 3.000 miliardi, 3 trilioni di euro sono un quantitativo di fuoco spaventoso che non si sa ancora come si riuscirà poi a far generare. E questa è la soluzione che in questi ultimi 4-5 giorni abbiamo conosciuto tutti quanti, no? Sto Mario Monti che ci farà vedere i mari e i monti, purtroppo. Perché? Fondamentalmente per due motivi. Primo, perché è un tecnico che proviene da una scuola di pensiero economico che ha generato i più grandi fallimenti per stati, grandi aziende, e ha proposto soluzioni di risanamento e ristrutturazione che sono stati fallimentari. Si va dall'Argentina fino adesso recentemente alla Grecia. È un bocconiano, chi mi segue sa che io ce l'ho a morte con la Bocconi, con tutti quanti quelli che hanno abbracciato questo pensiero assolutamente fallocco dal punto di vista finanziario. Anziché essere un ateneo universitario, è un laboratorio che crea Frankenstein finanziari che accettano sommessamente diktat che viene insegnato quasi fosse un verbo evangelico. E la cosa più grave è che dal suo percorso accademico, professionale, si evince che non è uno statista, che non è un economista, ma è un banchiere, al pari di quello che è successo adesso in Grecia. Quindi a governare il paese verrà chiamato, e già io me la sono sognata quella lì, perché è venuta fuori in 5 minuti, come si chiama? Napolitano, senatore a vita Mario Monti. Sapete com'è stato? Questo qua era a casa con la bombola di ossigeno che respirava. Gli è arrivata la telefonata: guarda che devi nominare subito Mario Monti. Ah sì, subito, un attimo. Faccio il comunicato stampa, fresco di nomina, e abbiamo risolto, abbiamo messo giù la prima pedina. La prossima sarà dopodomani, tra sabato e domenica, quando forse verrà formalizzato l'incarico di governo. Quindi noi ci troviamo adesso che un paese non ha sovranità monetaria, non ha sovranità economica, non ha neanche sovranità politica. Cioè il paese è in balia di qualcuno che ha sostituito un altro che si stima, si ritiene sia stato votato precedentemente dal paese. Per me, da economista non cambia niente, da economista, da contribuente e da risparmiatore e piccolo imprenditore non cambia niente, perché hanno sostituito un ottantenne con un altro ottantenne, un ottantenne che era bruciato sul mercato con un altro ottantenne che su alcuni ambienti è apprezzato perché fa gli interessi di qualcuno, di certo non di noi che siamo qui dentro. Ecco, per questo motivo serve il cosiddetto governo tecnico. Io l'ho sempre
proposto il governo tecnico, ma non il governo tecnico calato dall'alto, il governo tecnico di immersione popolare, cioè tramite la concertazione delle parti politiche si individua un soggetto che si faccia garante di un programma di rilancio nazionale, soprattutto in politica industriale, il quale riceva poi il voto da parte dell'elettorato e riesca a... Purtroppo questi sono sogni e col tempo diventeranno incubi. Attenzione, abbiamo 2 Super Mario adesso che gestiscono il destino del mondo e sono italiani, Mario Draghi alla BCE e Mario Monti in Italia, tutti e 2 scuola di formazione Goldman Sachs. Andate a studiarvi su Wikipedia dove hanno lavorato, per chi hanno lavorato e che cosa hanno prodotto. Quindi quando sentite l'autorevolezza di questi personaggi, è vero, sono autorevoli, ma per chi? Non per chi si alza la mattina e deve andare in fabbrica o per chi si mette sull'autostrada a fare chilometri e chilometri. Sono autorevoli per garantire degli interessi meramente finanziari a soggetti che in questo momento qua detengono asset italiani. Questa è una rappresentazione sintetica di come oggi è prodotta la ricchezza nel mondo, sempre considerando questa fantomatica variabile che è il PIL. Come potete vedere abbiamo gli Stati Uniti che regnano ancora sovrani, Cina, Giappone, Germania, Francia, Gran Bretagna, Italia e Brasile. Da qui a 10 anni l'Italia non la vedrete più tra i primi 10 perché sarà scalzata dopo la 15ª posizione per ragioni di evoluzione strutturale della nostra economia. Quindi se oggi qualcuno dice ma tanto questa è una fase transitoria, adesso arriva Monti e ci farà stare tutti quanti meglio, non ha capito niente. Cioè, è iniziato un periodo di declino sociale, industriale ed economico del paese che è stato meravigliosamente riepilogato sia da me con il recente libro che ho scritto, ma anche da Giampaolo Pansa con Eravamo poveri e torneremo poveri, che vi disegna quello che è accaduto in Italia durante il dopoguerra, l'escalation economica, il miracolo economico e poi lentamente l'aver accettato il diktat del neoliberismo economico sfrenato che ci sta impoverendo, declassando il paese. Non è colpita solo l'economia, ma la democrazia. Ieri sera ero in televisione su una emittente locale e al di là delle solite beghe destra contro sinistra, sinistra contro destra, quello che emergeva, soprattutto dai messaggi che arrivavano, è che la maggior parte di noi, oltre la metà, non vuole andare a votare perché non ha la cosiddetta alternativa, non si sente più rappresentato o rappresentata da nessuno. Che senso ha allora andare a votare? Devo rivotare gli stessi che ci sono adesso da 20 anni? No. E questo purtroppo è un problema drammatico, perché un paese profondamente conservatore come questo, che non consente, non permette l'emersione a forze giovanili controcorrente e fuori dal coro, guardate quello che è accaduto a Renzi, deve preoccupare non chi ha i capelli bianchi o chi non ce li ha, ma chi è giovane, chi ha 20 anni, ne vedo qualcuno qui dentro, che deve cominciare a riflettere su quale sarà il suo futuro occupazionale, di certo non qui in Italia. Sacconi che, richiamando le dinamiche sui licenziamenti, rischiamo la violenza terroristica, e per una volta tanto sono d'accordo con il pensiero del ministro, perché la tensione sociale a cui arriveremo ricorderà per alcuni aspetti anche gli anni di piombo in cui vivremo sono venuti a prendermi in cui vivremo i ricordi di un passato che io ho vissuto da bambino e che attraverso i telegiornali di allora ricordo con profonda drammaticità. E poi che cosa ricordiamo di queste ultime 2 settimane? Il balletto mediatico, anche supportato da personalità istituzionali del mondo bancario rilevante, riguardo al cosiddetto BTP Day, no? Cioè il fatto che noi italiani ci siamo resi conto che il problema non è lo spread, il problema non è la classe politica italiana,
non è Silvio Berlusconi che fino a qualche tempo fa alle 18 di sera aveva qualcos'altro in mente per la testa, ma è il fatto che noi dovremmo iniziare lentamente a riappropriarci del debito italiano. Ci sono paesi come il Giappone, che rappresentano il paese più indebitato del mondo, di cui non abbiamo mai sentito parlare tranne gli episodi nefasti di Fukushima all'inizio di quest'anno. Eppure stiamo parlando di un paese che ha un debito sul PIL oltre il 240%. Qualcuno ha mai sentito parlare revisione delle agenzie di rating? Pericolo sui titoli di Stato giapponesi? Mai, al pari di tanti altri, Malta, Cipro, piccole realtà rispetto chiaramente a questi. E per quale motivo? Perché i titoli di Stato, lo stock di debito pubblico di quei paesi è detenuto dalla cittadinanza residente, 98, 97, 99%. Quindi lo pagano, se lo rimborsano, contenti. Non lo pagano, non lo rimborsano, sono affari loro. Ecco perché avete visto anche quella pubblicità da parte di un promotore finanziario che ha proposto riappropriamoci del debito pubblico, compagniamolo. O Ignazio La Russa che ha detto io oggi sono sceso, sono andato alla filiale della BNL dentro la Camera e sono andato a comprare titoli di Stato. Interessante, ma per quanto? Mezza mensilità, ma va, mezza mensilità, comprato il titolo di Stato per 5.000 euro assieme a tantissimi altri parlamentari per sostenere la domanda di titoli. E questa è una straordinaria grafica che riassume il pensiero che vi ho appena detto. Dall'alto a sinistra Stati Uniti, Regno Unito, Giappone. La fetta rossa rappresenta quanto è detenuto all'estero nello stock di titoli di Stato. Guardate il Giappone, meno del 3% di debito è detenuto da non giapponesi. Regno Unito circa un quarto, Stati Uniti ancora meno. Ecco perché gli Stati Uniti più di tanto non vengono messi in osservazione, perché ce l'hanno tutto a casa loro. Guardate invece altri paesi, Portogallo, Irlanda, Grecia, e qua potremmo metterci anche l'Italia con uno spicchio diviso a metà, 45 contro 55. Arrivano al mio portale circa 100 email all'ora, anche di notte, quindi io non so come la gente possa scrivere 100 email all'ora, che potremmo classificarle così: un terzo delle email è come si fa a comprare oro, secondo terzo delle email è la mia banca è sicura, questo investimento è sicuro, terza email dove posso andare a espatriare. Questa è la sintesi estrema, come se io avessi la bacchetta magica. Questa copertina dell'Economist mi dice che non esiste il safe haven, cioè scordatevi che in questo momento ci sia un posto in cui posso andare a mettere denaro, tranne forse la banca del seme, e stare tranquillo. Tutti gli altri sono investimenti che hanno una percentuale di rischio, parlando soprattutto dei titoli di Stato. Vediamoli un po' in rassegna. Bund tedeschi, che è il decennale governativo tedesco, contro Treasury americano, cioè i titoli di Stato americani. Si è arrivati, come dice questa grafica di copertina, all'isteria dei mercati, perché si continua ad andare a comprare titoli di Stato che sono considerati, tra virgolette, ancora i più sicuri al mondo, pur se hanno un tasso di interesse che è veramente a ridicolo, l'1,5, in alcuni casi si arriva anche con le commissioni a mangiare interamente, a erodere interamente la performance. Non è che forse questo comportamento da parte di piccoli retail sia eccessivo o esagerato? Sir John Templeton, che è stato il più grande gestore di fondi di investimento dello scorso secolo, ha raccontato, espresso il suo pensiero attraverso una massima straordinaria, che è: gli affari in borsa si fanno quando scorre il sangue, non quando è tutto sereno, che gli indici sono positivi o le variabili macroeconomiche non hanno oscillazione o volatilità. Quelli sono i tipici momenti in cui, con la logica di posizionarsi per breve e medio termine, un anno, 3 anni, posso ottenere straordinari risultati. Obbligazioni AAA, ammesso che esistano, scusate, che abbiano ancora significato, perché oggi si comincia a parlare della Francia.
che proprio oggi la Francia dovrà probabilmente rivedere il suo rating, e dopo i classici Germania, Francia, Austria, Danimarca, Finlandia e Olanda non c'è nient'altro nel panorama nostro. Ci sono titoli provenienti da altri paesi, Norvegia, Svezia, Svizzera, Canada e Australia, che però vi espongono a rischio di cambio. Ah, io ero dimenticato, di queste tutte 100 email che arrivano ogni ora, ce ne sono 5 che dicono come si fa a comprare titoli norvegesi, perché mi è venuta la pazzia un giorno in televisione di dire che il titolo di Stato più sicuro al mondo è quello norvegese, che è vero. Il titolo di Stato in questo momento qua, rappresentato da un pezzo di carta, chi vi deve tutelare, maggiormente garantista è quello norvegese. Per quale motivo? Perché la Norvegia è un paese che ha avanzo primario, debito rapportato al PIL intorno al 5%, detiene il primo fondo sovrano al mondo in assoluto, il fondo pensione norvegese, con 600 miliardi di dollari di investimenti fatti in tutto il mondo, una divisa propria, di entrare in Europa di certo non gliene può fregare di meno, anzi se ne sta ben distante, e cosa più importante, detiene le risorse strategiche del Mare del Nord. Però qual è il problema? Che i titoli norvegesi ce ne sono pochi, la maggior parte sono in corone norvegesi, e in questo momento qua voi li comprate a prezzi fuori mercato e con un cambio particolarmente sfavorevole. Quindi in ogni caso, anche se vi garantite il rimborso, con molta presunzione ci perderete ugualmente, ci perderete nel cambio o quando lo smobilizzerete. Svezia, Svizzera, Canada, Australia sono similari come analogia di rischio.